Nel Medioevo fu la reggia dei giudici di Arborea e poi residenza dei governatori nella Sardegna spagnola. L'aspetto originario del palazzo è stato ricostruito dall'architetto Gabriele Pettinau, che insieme ad altri ricercatori, storici è firmatario della lettera aperta in cui si chiede di recuperare e conservare la reggia arborense, all'interno della quale sono in corso interventi di ristrutturazione per destinare a uffici della prefettura l'edificio che dal periodo sabaudo e fino agli anni 2000 fu il carcere di Piazza Manno a Oristano. Facciamo l'appello in modo che i restauri vengano fatti appunto con criteri scientifici nel rispetto di quelle che sono le antiche strutture. Cosa rappresenta per uno storico questo palazzo? Chi ci ha vissuto? Qui hanno abitato i sovrani con la loro corte, a partire appunto dal 300 con Ugone II, Mariano IV, Ugone III e Leonora d'Arborea. A chi rivolgete il vostro appello? Alla soprintendenza, alla prefettura, al comune, alla regione. Ci potrebbe essere davvero un grande passo avanti per la ricerca, anche come associazione degli Amici del Romanico noi ci crediamo molto a questa ricerca.